Si scaldano i motori congressuali in vista dell'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico. 4 le candidature in campo. Oggi a Belluno è stato presentato il comitato che in provincia sosterrà Stefano Bonaccini. A capitanarlo Roger De Menec, già segretario regionale del partito e poi coordinatore dei parlamentari veneti del PD. Il centrosinistra e il Partito Democratico ha queste due solidità e ha la capacità di trasformare in buon governo le cose che dice. Ecco, questa è una delle caratteristiche della candidatura di Bonaccini, poi è una candidatura che per noi insomma sarà fondamentale, perché al centro di questa candidatura ci saranno anche e soprattutto, cosa che lui fa, come dicevo, praticamente in Emilia-Romagna, le grandi tematiche delle aree interne, delle zone di montagna, dello sviluppo complessivo della nostra regione, anche dentro i grandi temi delle riforme di oggi, no? Dalle riforme sull'autonomia alla capacità di riorganizzare il servizio pubblico anche nelle zone più interne del paese. Una squadra che si vuole ampia, autorevole e rispettosa dei valori storici della sinistra progressista e in cui le donne dovranno avere ruoli e responsabilità. Sono convinta che la questione femminista non si risolva mettendo una donna alla guida del Partito Democratico. Non sto mettendo in discussione le competenze e le capacità delle due candidate Paola De Micheli e Elly Schlein, ma sono convinta che l'unica candidatura che in questo momento riesca a dare inclusività, riformismo e a ricostruire il Partito Democratico sia quella di Stefano Bonaccini.